Signore e signori, buongiorno e benvenuti a questo secondo convegno della lingua siciliana Sogno una coinè comune. È un evento che è stato organizzato nell'ambito del secondo raduno poetico siciliano tra arte, scienza e natura. Secondo perché il primo è stato organizzato lo scorso anno, quando ancora i membri dell'Associazione Siciliana Arte e Scienza non avevano costituito l'associazione, quindi sarà oggi questa un'opportunità per presentare ufficialmente l'associazione e i suoi membri. Quindi passo velocissimamente a presentarvi i soci fondatori. Flavia Bizzari, presidente. Se volete alzarvi e farvi vedere così ci conoscono. Nino Comunale, vicepresidente. Pasquale Ermio, segretario. Alba Terranova, che sono io, presidente del Consiglio dei soci fondatori. Nicola Comunale, presidente onorario. Alcuni dei soci purtroppo non sono presenti, io comunque li nomino ugualmente: Pina Bernava, Mariella La Rosa, Maria Nocita, Marina Nicoletti, Davide Panarello, Luigi Terranova e Licia Velardi. Prima di iniziare dobbiamo doverosamente rivolgere un ringraziamento all'assessore alle politiche culturali della provincia regionale di Messina, il dottor Mario D'Agostino, che ci ha aiutato, ci è stato vicino, ci ha consigliato e ci ha sostenuto pur non conoscendoci ed essendo appunto noi un'associazione emergente. Prima di dare inizio al convegno vero e proprio, vogliamo brevissimamente, anche perché si è fatto un po' tardi, consegnare le targhe con la nomina ufficiale dei soci onorari. Chi è presente si può avvicinare, il dottor Nino Barone mi sembra non sia ancora arrivato, al professore Salvatore Camilleri. Consegna la targa il presidente onorario, il professor Nicola Comunale. Il momento che arriva la targa. Si sente? È spento. Professore, parli qui, si sente. Si sente? Il professore Camilleri. Con tanti auguri. Grazie. A Rosario Fodale consegna il socio fondatore, la professoressa Maria Nocita. Rosario Fodale è presidente dell'associazione messinaweb.eu, che ha collaborato con noi anche nella realizzazione di questa prima nostra manifestazione. All'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Messina, il dottor Salvatore Magazzù, consegna il presidente Flavia Bizzari. E nella persona dell'assessore Magazzù vogliamo ringraziare anche il Comune di Messina per quanto ci ha collaborato, ci ha aiutato e assistito per la realizzazione di questa manifestazione. Quindi siamo giunti